Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Drammatico incidente stradale dall'esito mortale poco dopo le 18 lungo il rettifilo della strada statale 13 Ponte Bana tra Santa Caterina e Campo Formido. Un violento scontro tra un'utilitaria condotta da Michele Zuppel, 44 anni, originario di Brazzano di Cormons ma residente nella città del Trattato, autotrasportatore, e un mezzo pesante che procedeva nel senso opposto. Nel violento impatto per il 44enne alla guida dell'auto non c'è stato scampo. È morto tra le lamiere contorte. Sul posto hanno operato 2 squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dal Comando Provinciale di Udine, e i sanitari del 118. Il corpo della vittima è stato estratto con l'ausilio delle pinze oleodinamiche. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero di Campoformido. Rilievi di legge e gestione della viabilità da parte degli agenti della polizia locale e del comando intercomunale Campoformido Pozzuolo, assieme ai carabinieri del Norm della compagnia di Udine. L'arteria è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza, riaperta la circolazione poco dopo le 20:30. Friuli Venezia Giulia, su 6.437 tamponi molecolari sono stati rilevati 583 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 50 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare con una percentuale di positività del 9,8%. Sono stati realizzati inoltre 3.525 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 310 nuovi casi. I decessi registrati sono 27, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta il giorno di Capodanno. I ricoveri nelle terapie intensive restano 64, mentre quelli in altri reparti 671. I decessi complessivamente ammontano a 1862, con la seguente suddivisione territoriale: 473 a Trieste, 862 a Udine, 400 a Pordenone e 127 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 39.058, i clinicamente guariti salgono a 1.080, mentre le persone in isolamento sono 11.841. Contiamo di inoculare la prima dose di circa 1 migliaio di vaccini entro questo fine settimana nelle strutture per anziani dell'area di pertinenza dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell'avvio delle vaccinazioni nella struttura protetta per anziani, Fondazione Muner de Giudici di Pradamano, nella quale sono stati immunizzati 47 ospiti e 7 dipendenti, fra cui una signora prossima a compiere 100 anni. All'appuntamento erano presenti, come documenta la telefoto, anche il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Braganti, con il direttore dei servizi sociosanitari, Denis Caporale, e il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta. Continua il lavoro di pulizia e sgombero neve dopo la forte ondata di maltempo che tra Capodanno e l'Epifania ha colpito tutto l'Alto Friuli. In particolare in Carnia, dove vigili del fuoco, volontari della protezione civile e squadre del soccorso alpino stanno lavorando incessantemente per riportare la normalità. Si opera sui tetti degli edifici pubblici e privati per liberarli dalla fitta coltre bianca che potrebbe, con il peso e il ghiaccio, comprometterne la stabilità. Quasi tutte percorribili nella massima sicurezza le arterie principali e secondarie. Claudine, il
nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.